Check radio. Sono tornato, porca troia. Oh, Gianni. Oh, Gianni Spicciu. Oh, Camus. Dove state, raga? Aiuto. Sono venuto qua a Latina a prendere tutto quello che c'era. Avete droga nelle auto, qualcosa? No, no, io non credo. Che fine hai fatto? Sogno da ragazza a casa. Ah. E sei un mulacchione, sì. Ma di chi è sta merda di macchina? Boh. Ah, sta chiuso. Ma non so se è uno dei nostri, sinceramente, perché chiamerei anche le movie. Aspetta un attimo che lo chiameremo via magari. Pronto, remo via. Sì, salve, c'è un'auto davanti a Casa Ideale al 473. È possibile portarla via? Che auto è? È una Nissan Skyline viola. Va bene, manderò qualcuno. Grazie. C'è uno di Fenciclidina al garage. Scusami, all'officina. Come? C'è uno di Fenciclidina all'officina, uno solo. Uno. Uno. Oh regà, ci sono, eccomi. Dove siete? Cosa? Dove? All'officina? Sì, sì, io sì. Arrivo. Ciao Stefania, benvenuta. Vediamo un po'. Cosa? Questi. Allora, cambiamo un po' di soldi, no? Poi.
sono qua all'officina io, raga. Io un attimo, quando prendo altre droghe. Sì. Va bene. Allora. Diamo un'occhiata qua, che ci sta. Da casa lì 470. Però prendo la droga e vado via. E allora. 14, 700. 114, 700. Questo. 64, cassato. Raga, io chiudo gli occhietti. Ci sentiamo domani. Buonanotte, ciao ciao. Buonanotte, buonanotte. Notte, notte. Boh. Poi. Scusatemi ragazzi, ma devo un attimo fare dei calcoli. E... 3K. Poi 471 alla cassa 7. 227. 8% sono 38.100. Ops. 8.000. Oh, scendi, scendi, scendi. Mi fa scendere, mi fa scendere, mi fa scendere, mi fa scendere. Sei vivo? Sono io, devo fare quit e rientro, raga. Sono io. Chi farà 470? Andiamo all'altra casa, raga. Mamma mia. Mamma mia, che paura! Cassa 1. Eh, 350.000 per il 30% sono 105. Ah, 105.000. Ok. Poi andiamo all'altra casa. Scusatemi raga, ma devo fare sta cosa qua, il mio compito che mi hanno assegnato per da poco. Ciao Beccia, benvenuto. No, mi dispiace. Sì, eccomi. Che ci vedo state, raga, mi sono perso. 470 cassa 2. 500. Io adesso ritorno al 470. 571.
470 anch'io un attimo. 171.300. 300. Ah. A posto. 21.300, va, buono. Uno. A posto, raga. Salve. Ti vedo con... Vamos? Sì? Guarda di mano. Dai, 470? Sì, sono appena entrato. Ok, adesso arrivo allora, dai. Camus, Oh, c'è la ma spegni sta musica di merda. Senti. su. Aspetta. Vai, entriamo. Senti, prima oggi pomeriggio con un ragazzo Ah, che credo sia Corrado, praticamente mi ha detto che molto probabilmente, vabbè, ho sbagliato con i soldi. Però mi ok. sembra strano. Vabbè, dice che lui aveva messo altri soldi che in realtà probabilmente io non li ho lasciati, solo che purtroppo di stamattina non ho la clip. E vabbè, le ho Ah, lasciato i 20.000 di tasca mia, insomma. Però ora ha messo di nuovo un'altra consegna di soldi sporchi qua alla casa a fianco di 100.000 più 214, ma io ho solo trovato i 214. Ma lo scrivo in chat off. no, i 100.000 ci sono, li ho visti adesso. Ah, Però le dove? hai messi a cassa 3. Ha sbagliato a scrivere la cassa. Ah, vabbè, dai, lo vado a cambiarli. Ok, stai cambiando tu? Sì, ho finito, quell'altro solamente. Va bene, appena hai finito ci vediamo al 647. Oh, scusa. Oh, scusami, Ok, dimmi. Sì. appena hai finito ci Vai. vediamo al 647. Vabbè. Direzione. Venite, salite. Vado un attimo a casa nostra. Oppure venite anche voi, dai. Non si sa mai. Venite con questo. Ma così te? C'è magari Gianni, allora muori. È a posto. Ora. Finito. Pa. Vai. Aia. Fanculo del botto.
Oh, dove state? Vengo al 647. Ti aspetto fuori. Gianni scisti. Forza C, dai. Alla. Allora, facciamo una cosa più facile. Se tu accendi. Questa era la mia ex casa. Questa qua, ma l'ho venduta. Troppo bella. Ci sono? Sì, sto scendendo la strada. Salve. Salve, mi dia l'ammontare che le porto Senti, dovrebbe essere... mi dovresti 885. 8,85, Sì, sì. vabbè 9. Pam, pam. Pa, pa, para, pa. Tururu. Bello. Amos, mi senti? Sì. Amos, allora c'è un problema. Qua sono quei poliziotti che mi hanno fermato, no? Con la Brabus. E solo che dicono che dicono che io non lavoro. Cioè, che sta macchina perché è aziendale, no? Se puoi venire Dove tu stai? qua un attimo. Dove stai? Dove stai? 362. Ma non fare il nome intanto davanti a loro. Ma non. E digli che Aspetta. facciamo import e export di materiali edili e basta. Eh? Importiamo materiali edili dall'estero. Ma comunque non sono davanti a loro. Comunque Sono- digli così. Mamma gli ha detto officina. No, non gli puoi dire che è dell'officina. Ma tanto quella macchina non è dell'officina. Appunto. Che cazzo è? Che ci parla a fare? Io sono un dipendente dell'officina. Appunto, tu vieni qua e tu dici che sei dell'officina, Aspetta Gianni. Ma dove stai io? Qualcuno. Qua Porca. fuori 362 sono, se vieni qua, glielo dici almeno. Se aspetti... Gianni, ci stai? Gianni, vai, vuoi andarci tu un attimo? Dove?
Al 362. Arriva Gianni. Gianni, inventati la scusa della macchina aziendale per il Brabus. Dagli un paio di minuti che arriva Gianni con Chi è che arriva dei due? 462. 362, 362. Da 362 al 362, chi è che arriva dei due? Vieni te? Sta arrivando Gianni con il suo bestia. Ecco. Cazzo ci mette Gianni per partire? Fra di te non mi ricordo come ti chiami. Scusami di me? Non mi ricordo come ti chiami. Ciro, Ciro. Ah, Ciro, cazzo non mi ricordo mai i nomi di nessuno. Siamo in due. Tu come ti chiamavi? Vito, Vito. Vito. Tu cazzo ci metti per stampare i soldi? Non sto un po' niente, ho preso altre pistole, ho fatto altri conti. Vabbè. Quanto ti ho dato? 8,85. Cazzo, ho dimenticato. Avevo detto 900, ormai la parola la rispetto. Bisogna un amico, capito? Vabbè. Guarda, il portafoglio non te li fa uscire, ma io, in realtà, li vendo i soldi dal portafoglio e te li do. Perché qui non si può fare? Tieni. Vabbè, grazie. Prego. Quando vado a casarmeria a lasciare 20 pistole ho finito. Ok, dai, cioè, sta andando Gianni lì da quel ragazzo. Va bene. Ma qua lascia Raga, aperto? arrivi? Sì, sta su strada. fra. Gianni. Ok, ti aspetto qua. Comunque non gli dire all'officina la prossima volta, capito? Ok. Perché sennò fanno indagini lì. Perché può essere che tipo ci portano all'officina e ci dicono vediamo prendimela. Dove sei? Al 3 sono tra 360 e 362. Ah, sei lì, ti vedo, vieni qua. Faccio il giro se no mi rompono il cazzo. Oh, Simon, benvenuto. Stai a fare la bella vita, fra. Vabbè. Lo so, infatti, che fine hai fatto? Mi dicesti il fatto del processore. Questa è la macchina aziendale di... non so se c'eri già dall'officina, però... E ti sei perso... Niente, granché, ci sono un sacco di ragazzi ora che lavorano. Fanno un sacco di rapidi, bravi anche in realtà. E niente... La macchina... Oh, un locale aperto, ci andiamo a mangiare qualcosa. forse è Bardo e Brutti. Bar dei brutti. Sì, sì. 5 minuti ha scritto che ci sono.
Big manca da qualche giorno perché, non so, ha avuto problemi col PC anche lui. Smeraldo. Ma devo Ok. sempre rompere i coglioni questi. Dov'è che devo venire? Dov'è che sei? Vediamo un secondo lì. Smeraldo. Civico? Venite allo Smeraldo. Grazie per essere venuto. Prego. Che civico è? Non lo so, ora appena arrivo te lo dico. Comunque sta roba che rompono i coglioni di aziendale non lavoro da nessuna parte, secondo me non potrebbero neanche controllare che io lavoro da qualche parte, no, cioè. Medico. Non dovrebbero banda. rompere i coglioni. 504. 504? Verde, sì. Medico, c'è la Bicchierino banda? verde. Spero ce l'abbia. Salve. Mi scusi, lei mi può dare delle band? Aspetto qua davanti alla porta. Sì, Ah, ok, grazie mille. possedere la medicazione. Ebbene, non le vendiamo. Come no? Cerotti, non lo so, che cosa vendete? Io sono infermiere, non le vendo. Ah, lei no, ok. No, raga, mi si è Allora, ribaltata la macchina, mi non può si gira fare una più, che benda, due dai. coglioni. Va bene, Troia. faccio la fattura, aspetta. Sì. shift E. Sì, vai No, dietro. non fai- si gira, è buggato. Oh, Gianni e Civi, saluta Saimo. Dov'è? No, In occhietti. paghi. Sì, sì. Appena pagata. Ricambio. Sì, mi dica. No, ricambio. Che fa, arrivate? Eh sì, mi sto facendo... Grazie mille, medico. Entriamo intanto, Sì, sto arrivando. Qualcuno che mi dà uno strappo, porca puttana, sta macchina di merda. Per favore. Dove stai? Ancora là? No, sono al 533. Vicino all'ex questura lì. Dai, arrivo. Grazie. Madonna, ogni sera... Ah, cioè stasera me ne capita di ogni. Gianni, avrei scritto... No, Gianni, scusami, ora avresti scritto una puttanata perché mi hanno bloccato il messaggio. Mi puoi dare il civico, fra, per favore? 533. 540. Oh, fra, per il passaggio, dove stai? Vabbè. Arrivo. Che cazzo parlo? Sono una di Berlusca. Dove sta? Fra, dove stai? 504 allo Smeraldo. No, no, ragazzo che voleva il passaggio. Compa? No, là niente. Cavolo, lascia stare, lascia stare. Au! Sentite? Dove stai? Dove stai? 533. 533. Sì. Ok, arrivo.
Gianni, il Pablo mi dice di chiudere la bocca, quindi non lo so. Gliela chiudo io, tranquillo. Buono, buono, va bene. Sono pienamente d'accordo. Ma stiamo aspettando a voi per ordinare, sbrigatevi. Sì, fra, sto prendendo l'altro e arriviamo. Ma si tiene l'elicottero? Sì, fra, andiamo, andiamo. Come viene qua in elicottero? Mo' ti faccio vedere. Noi tiriamo ovunque. Arrivo un attimo. Vai. Allora, il palazzo è questo. Ci sono, dimmi. Mm, Ho un saluto a David. Poi, Sta in occhietto. sì, sì. Ci parcheggiamo qua. Semplice, no? Penso sia abbastanza legale. Aiuto, aiuto. No? Madonna. Parcheggio. Perfetto. Siamo fuori, compa. Ma Bella pure all'interno, troppo bella. Kamikaze, uno champagne e fai una fattura a parte di due come si chiamano? Senti. Biglietti. Due Due biglietti della lotteria. Ok. E i due biglietti devi fare una fattura a Ma parte hai e devi dei segnare soldi che ancora? sono della lotteria. Sì, sì, ci sto andando, ci sto andando. Ok, allora, ok, quindi allora, quanti cioè, champagne? No, 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 Quanti tutto fatto, blu tutto shot? fatto. Uno Vedi, sono champagne, applicativo. Già uno distribuito. champagne, il signore col cappello. Gli altri due signori invece hanno preso due blue shot, un blue shot kamikaze a testa. Devo quindi sono mangiare a due. te, poco fa volevo Vero. Quindi devo mangiare. fare una fattura unica, cioè Ah, separata? Segnalo, dopo faremo la fattura. Ah sì, sì, per forza, sì, sì. Come mai non riesco a sedere? Ok, vabbè, aspetta, lo segno e poi facciamo la fattura. Sì, sì. Quanto vuoi anni? Allora, Allora, Oh, faccio chi dei ci biglietti. sei? Allora, quanti biglietti? 100? A me due. Ma di che Allora, le biglietti faccio stiamo subito la parlando? fattura. Ah, allora mi dia Va un piatto. bene, i biglietti c'è C'è una la Ferrari in lotteria in palio. collaborazione con il Luxury. No, C'è mi questa dia Ferrari qua in 5. palio. Bello. Questa qui. Ma compro le due biglietti, Vito. Sì, Sì, dai. Me li offre il tizio col cappello. Allora, No, no, io pago il mangiare, i vizi te li mantieni tu. Sì, sì. Giusto, signorina? allora, ecco a lei i suoi due biglietti, la fattura. Devo fare una fattura a parte. Ok, fatta. Pagata. Allora, Johnny, Johnny, ti ho segnato tutto. stai qua. i suoi biglietti, le dico, sono... Allora, il suo nome e cognome, per favore. Aspetta, devo mostrare un documento. Come? Figa, non ce l'ha mai. Non ho sentita, mi scusi. Le mostro un documento. Buono, sì? Sì, Che? Buono? Spacca. Spacca. No, no, grazie, sto a posto. Sì, sì, grazie mille. Chi? Andiamo a Di Uè. adesso. Tu vuoi cibo e acqua? Sì, Eh? appena ha seguito Cibo quello. e acqua ne Sì, vuoi? mi servono per favore. E allora 5-10-10 puoi Lei mettere sa nel dove conto pure. trovarla, eh? E mi fa Cosa? pagare a tutto. posto. Allora, Sono qua pago con la signorina. Sa dove di trovare un po' di disoneste? Con la signorina devo parlare? No, no, io ci ho No, abbiamo già parlato, parlato. tranquillo. E che devo, quindi vado là a prendere robe? No, le Quanto? portate. Salute. Aspetta qua. 5-5. Ok. A lei, per quanto riguarda lei, i due biglietti sono il numero 2 e 3. Ok, perfetto. Pagine. Sì, a pagine. Grazie. Li pubblicheremo sull'applicativo quando sarà la data Le dell'estrazione. disonesti? Ok. Va bene. Poi, E chi era il prossimo che voleva i biglietti? Io. Io. Toccaculo quanto? Ti mostro un documento. Quanti biglietti vuole? Oh, Uno, Sì, tanto la quanti fortuna biglietti? Uno. è uguale. Guardi come vuole lei, non è un problema.
Mi scusi, me lo può rimandare? Erroneamente l'ho tolto. Eccolo. Cioè, mi vedi sopra il divanetto, però che modi sono? Oh, ascolta, non vado l'ho là, visto. in 5-5, hai detto? Ok. 5-5. No, aspetta. adesso mi faccio fare... Aspetta un attimo, relax. Quando prende i biglietti. Ah, i biglietti. Ma non prendi i Rilassati, oh. biglietti, ma non prendi i biglietti. Ma spendi i soldi. Prendi pure Andiamo le- là, Spendi i sbocciamo. soldi, che devi fare con tutti i soldi? Ordiniamoci. Eh? Che devi fare con i soldi? Cazzo me ne frega. Io cosa devo fare? Ecco, Eh. pagato. No, non posso dirlo perché sei davanti alla signorina, però infatti. te lo dico più tardi. Sto morendo. Allora, il suo biglietto invece è il numero 4. Ok. Anche a grazie lei mille. verrà pubblicato il suo giornalino deve citare la data di registrazione. Va bene, sì. va bene. Va bene, adesso mi può... Sì, può dare un 10-10 qua a tutti i ragazzi, anche a me. Quindi quanti 10-10 Ok. desiderate? 5. 5-10-10. E mi fa la fattura unica a me. Ok. Ok. Da Bibbia non posso, devo fare 5 fatture diverse. Ma sembra a me, giusto? Destate a 5 persone. beh, certo. No, Ah, 5 No. persone diverse devono essere, perché per Quindi Bibbia dobbiamo massimo pagare 10 per tutti e 10 a cinque. testa. cioè, non posso Grazie. offrire niente, No, ragazzi. se volete potete Sì. passarvi i soldi fra voi, quello non è un problema. Grazie, grazie. E quando viene un 5-5? Allora, abbiamo spaghetti con l'astice, vai, ci penso io. Abbiamo spaghetti con l'astice, aragosta, una bella bistecca alla fiorentina italiana. Aragosta per tutti. Ah, sì. Aragosta. Da bere volete acqua o Coca-Cola? Champagne. No, qua. Certo. Ah, no, non mi ti sparare un Guidate. Come l'aragosta ora. ne avevamo 30. Ce ne sono 29. Oh, va che l'acqua fa ruggine. Ah, Però quella di dare di più. allora, Intelligente. aspetta. Vabbè, non è un problema. Abbiamo io- 29 aragoste, mi dicono dalle Va bene cucine. lo stesso, Com'è? va bene lo stesso. Abbiamo in totale 29 aragoste. Ah sì, Va bene, faccia lei. Se non è aragosta è gambero. Che cazzo. Allora, dammi tutte e Basta che viene dal 29 mare. aragoste, il resto dammi spaghetti con l'astice. buoni. Deve arrivare totale 50 pezzi. Apri una cenetta. Ok, mentre da bere? Dalla pesca. Acqua, Coca-Cola. Solo acqua e Coca-Cola? Acqua. La Coca-Cola solo per sì. il bambino. Ma io voglio champagne. Ok, oppure volete lo champagne? Riporto sì, lo champagne? Sì, se c'è Vabbè, sì, champagne porta un bicchiere Ok. a testa al massimo. Sì, oltre a dai. quello, va. Un altro bicchiere a testa. Allora, Sì. qualcuno mi prepara un altro giro di champagne, per favore? Buono, buono. Bene. Mi serve 1, 2, 3, 4 champagne, per favore. Ok? No. Lo stai segnando tutto, mo? No, questa qua è veramente Sì, bella, sì. ragazzi. Questa è proprio bella, bella. Ok, allora... Non ti ha più risposto che ti vede prima. Sì. Arrivo subito, raga. Sì, viaggio, grazie. Anzi, facciamo una cosa. Se volete li possiamo dare direttamente il privé, visto che state spendendo parecchio. Come prego, si vuole? Ma... Possiamo darvi direttamente il privé, Sì, così andiamo. state per i cavoli vostri e nessuno Sì, vi là viene dentro. Sì, dai, tieni il privé. venite. Ti piace Tanto finché paga Camus, qual è il parcheggiato problema? là? Grazie. Guardalo, guarda dalla finestra l'elicottero, quanto è bello. Ah no, peccato, non si vede. No, non si vede. No, Ah, no, non si vede. Allora, solo qui dentro siete liberi di fumare, in quanto qui dentro c'è una camera di aspirazione. Va ok, bene. grazie mille. Di nulla. Fra, Prego lo champagne. fra. Gianni, non ne sei. Niente, tutti che fumano. Solo qui se devi fumare, tutti che fumano. Io sembrava brutto che ero Come l'unico nella non realtà, È come nella vero. realtà è così. Vero, vero. Ok, Porca vacca. intanto vi do Cambiate i il vestiti? mangiare, ragazzi. Ok, siamo nel Grazie. privé. Allora, Abbiamo 5 a testa, hai detto? K? E a Rua. era K? 50, quindi un 50. 10. Cioè, c'è 10 per 10 a testa. Ah, 50 a Allora, testa. chi è che vuole l'aragosta, ragazzi? Io. Ok, grazie. 10 e te. L'altro ragazzo poi chi Ah era? sì, anche per me va. Ma sedetevi così Ok. facciamo confusione. Eh, C'è il mio amico che sta arrivando. Allora, 9. 9
9 aragoste, devo metterti anche un spaghetto perché le aragoste erano finite purtroppo. Tranquillo, tranquillo. Ah, ok. Oh, com'è che non mi riesco a sedere così? Te? Sì, c'è E 10 a te. Lo so, ma non riesco. Girati di spalle, che fa? Ecco qua. Grazie. Sì, però mettiti a terra. Buona continuazione, ragazzi. Grazie. Guarda, vedi, mi fa mettere così. 4. Ok, ho servito i ragazzi. Sì, c'è 4. Ah, aspetta. E ho segnato più o meno tutto. Champagne quanti erano? Beh, vabbè. Ah, ok, questo qua. Va buono. No, mi Cal- sei subito niente una buona. Adesso faccio il conto di tutto insieme, vediamo cosa esce. Sì, sì. Madonna. Allora, Occhio che negli aspetta. occhietti, viene negli Oh. occhi di uno. Ok. E quello è un zizzoso. Mi ha ruttato nei miei occhietti. Voi tutti in faccia, Esce 11.500, 11.500. Alla faccia. Ti dico già subito il prezzo. Beh, io mangio, raga. Ok. Allora, le aragoste erano... Oh, sedete uno vicino a vita e uno lì, sì. vedete lì tu. 10 e 10 più l'acqua sono 11.500, quindi sono Faccio una foto. 22.000 e... Va. 23.000. Sì, 33.000, sì. Ah, devo sedere, aspetta che trovo la seduta, aspetta. Sì, c'è il 4. El King. Bella quella. Aspetta, tanto sto facendo fattura per fattura. Avete già bevuto lo champagne? No, non ancora. Allora, il secondo invece erano 9 aragoste e uno di spaghetti d'astrice. Sì, però se abbassa le corde mi fa. Se mi sento. Ah, vabbè, dai. Mi sentite, mi sa. Aspetta. Perché me ne va? Scusate, ma lo champagne era solo uno. Ma io non manco l'ho avuto. Ah no, sì, ce l'ho avuto. Sì, era solo uno. Ah, vabbè. Mi sa che l'ha abbassato. Sì, ma sentito. Sì, infatti. Che cazzo vuoi? Champagne. Vai, beviamoci questo champagne, dai. Vai. Ah no, non posso. Non so. Beh, raga, io... Ma c'è anche... Ma... Vai. chiuso dentro. E niente. Dobbiamo pagare prima. Ah, ecco perché. Quanto sono, amo? Siamo in gabbia. Ma il mio... Stiamo in gabbia. Aspetta. Ma io ancora il 10-10 non l'ho ricevuto. Chi è che non ha avuto il 10-10? Io ho ricevuto solo 10 di cibo. Oh, ma non è stato dato 10 a un cliente. A me manca 10 di Ah, ma bere. aspetta, perché a me me l'ha dato 2 volte. Aspetta, me l'hanno dato 2 volte. Aspetta. Ah, ecco, attenzione. Vieni qua. A me, vieni qua. Arrivo, fermo. Ti hanno dato da bere pure. No, te lo metto per triplo. terra. No, al bere devono ancora darlo. Ah, ok. Devono ancora darlo. Oh, io ho finito già. Signori, manca solo il cibo ci avete dato. Poi ve l'ha dato il cibo e l'acqua? No, solo da bere. Manca tutti il bere. Scusami, solo da mangiare. Da bene per tutti manca. Sì, gliel'ho detto. Oh, state vestiti tutti quanti eleganti, mamma mia. Mi manca l'occhialino. Che cazzo si Allora, signori, scusateci. Allora, Poi. da bere cosa avevate preso? Acqua? Acqua per tutti. Ok, allora. Acqua li vedrò Cominciamo qui, ad sono andare. acqua della 10 a lui. Mhm. 10 al signore. Thanks. 10 all'altro signore. Grazie. 10 a lei. Trun. E gli ultimi 10 a lei. Avete avuto tutto? Sì, grazie. Le fatture deve fare. Perfetto. No, perché... Siamo No, non pronti è con le vero. fatture. Se quando volete venite in ufficio che regoliamo i conti. Ok. E grazie
Grazie, ti fa pagare il signore qua. Grazie K. Vi faccio pagare. Se ce lo dobbiamo dividere, ve le tengo andando io. Devo sapere quando è. Io direi che quando aprono le porte di scappare. Ma Oh, io- porca io troia. proporrei di scappare. Però Se non ti vede il conto. Andiamo in ufficio, vieni, vieni. In ufficio? sta bene. Oggi... se lo piatta. Sta ancora a mangiare, ci mette un'eternità a mangiare sta ragosta. E allora? 80 minuti. Innanzitutto vi ringraziamo a nome di tutto lo Smeraldo. Grazie a voi per il Vi servizio. ringraziamo per averci scelto. Di nulla, noi facciamo anche abbonamenti VIP se vi interessa. Ah sì? Dove vi diamo, venite Di che tipo? esattamente. Ah, Per ecco. esempio, quello che noi consuggeriamo è quello da 150.000 euro, dove vi veniamo, avete fisso la zona VIP vostra. Quindi quando volete venire ci chiamate, vi prepariamo la zona, ve la puliamo, ve la disinfettiamo e ve la riserviamo. Avrete il 10% di sconto sul cibo e potete portare fino a 6 ospiti e soprattutto vi veniamo a prendere in limousina. Questo abbonamento. Oh, ogni digli quando che per si rinnova. 150.000 euro mi devono dare il locale. Una volta alla Mica settimana. l'abbonamento. Ho capito, ho capito. Però quando volete chiamate e vi veniamo subito a prendere. Il tempo tecnico di venirvi a raggiungere da dove siete, insomma. Vi portiamo al locale e vi riaccompagniamo dove volete. Vabbè, ma questa cosa invece di fare l'abbonamento, se mettiamo lo stesso servizio, lo cerchiamo per una sera e ci fate un prezzo solo per quella sera, è possibile farlo? Certo, forse assolutamente sì, certo. Va bene, Certo. allora facciamo così che forse è meglio, perché non siamo abituati a fare sempre queste cose, però qualche volta Non è un problema. va bene. Sono un po' gente di strada. Allora, Quanto viene? abbiamo fatto il calcolo delle fatture, abbiamo calcolato i primi 30x30 tra Aragosta e Acqua, sono 11.500 euro per ogni 10-10 di Aragosta con Acqua. Devi stare a minchia. Ok. Molto Ah, raffinato. faccia qua. Dugazzi. Ah, faccia Dugazzi. Vabbè, ma unica non la può fare Però allora. penso che da Bibbia non posso, proprio da Bibbia, se no va bene. io prendo il volo. Vabbè, non è abituato alla ristorazione, è abituato a sistemare auto. Allora, 11.000. Vabbè, fai fatture a un solo, fai fattura a uno solo, puoi farlo quello. Basta che ne fai una unica, puoi fare fatture. No, non la può fare, deve fare una a testa. No, purtroppo. da Bibbia massimo 10 per 10 Sì, persone, sì, proprio la Bibbia. Sì, infatti. Allora, Vabbè, Ramon, fatto tu in la stai facendo? Allora, faccio io parto da destra, io faccio il signore con la cravatta sulla sinistra, tu mi ci fai da destra, ok? E andiamo ad esclusione. Allora, ecco a lei, il primo 10-10 a lei. Ok. Ecco lei. Poi il secondo A me è a arrivato, destra, mi è gli ho fatto arrivato. la fattura. Allora, chi ha avuto la fattura può allontanarsi così evitiamo di fare la seconda Sì, si fattura. metta almeno vicino ai divanetti. Grazie K. Esatto. Ti ringrazio Gli altri per averci invece si fatto possono pagare, avvicinare. grazie, veramente. Minchia, 11.000. Minchia. Poi, Altro che lei- vieni che ti offro, Invece- puttana bastarda. io ho Io già ti fatto faccio le perdere fatture di soldi, Aragosta, vedi devi fare solo prossima una. Non ho ancora. Ok. Cioè, Allora, A poi il posto, prossimo che pagate. deve fare la fattura che Scusate, invece si può mi avvicinare. aveva detto, vieni che ti offro, non ha detto. La prossima volta deve dire, vieni che ti faccio perdere soldi. 5.002. minchia che batosta, oh. Ammazzati. Ah, signore, mi manca l'ultima persona da cui ricevuta? devo fatturare. Io ce l'ho avuta. Ah, eccolo l'ha lì, fatta. lui. No, lui. Il bandello. Allora, le faccio la fattura per l'astice. Me l'ha fatta. Gliela sto facendo. Che me la sta facendo? Sì, me Già l'ha fatta. avuto? Lì lo... Sì, Gli sì, sì. spaghetti con l'astice? 11. No, io non li ho presi. Vediamo. Avete l'Aragosta, 10x10. È aperto da poco questo qua, penso, quindi... No, Cerge non l'ha avuto, forse lui? Ah, no, mi manca l'appello. Allora, aspettate, perché mi manca l'appello. Un 10-10 di spaghetti con l'astice. Allora, No, io una, l'Aragosta. 2, 3, 4. Io No, c'ho bugie, ci sono tutte.
Ah, ok. 1, 2, 3, 4 e 5, Ma perfetto. Ci raga, sono chi tutte, ha preso vuoi gli fare tutte? spaghetti? Perché io so che avete preso gli spaghetti. Non so Perfetto, se... sì, Ah, sì. buono, Grazie buono. mille Grazie e a vieni voi. alla Grazie prossima. mille. Arrivederci. Salve. Se volete lasciarci una recensione sarebbe cosa che... Ok, grazie. Ma cagato. Buona serata, ragazzi. Cazzo, porca troia. Che recensione vuoi? Una cosa da Dio. Dov'è K? Gli spaghetti. 11.000 No, euro non di capisco. spaghetti. Raga, chi è che ha preso gli spaghetti? Gli spaghetti? Chi li ha presi gli spaghetti? Diciamo che... Raga, qui ci sta un borsone per terra. Gianni, è il tuo questo. Oh, ringraziamo Camus che ci ha fatto pagare. Grazie Camus. Ah, raga, io non gliel'ho pagata. Raga, di chi è sto borsone? Anch'io. Ho mangiato gratis. Tanto ve ne paga. E andiamo via, chissà esce fuori a richiamarci. Elicottero. Aspetta. Dove state andando? Dove? Bunker. Ah, ok. Ma secondo me alla Maria c'è qualcuno. Non si può raccogliere, ci sono pochi effettivi. 8. 8 si può raccogliere. No, mi 10. pare. Chi ci sta? Dove ci vediamo, raga? All'officina. Tana, mannaggia, 11.000 euro. Quello non era poco. Magari più avanti. Che ci fanno là però? No, boh, sono chiusi comunque. Senti la faccia infame che ti dice. Ramon! Chi è? Ah. Oddio. Ah, vero, ma faccio infame fa la notte oggi. Cioè non La fa un cazzo, notte. Aspetta. qua mi dicono che è meglio il bar dall'avvocato. Può darsi, lo so. Almeno non spendo 10.000 euro ogni volta. Io proporrei di farci ridare i soldi dal capo. Che cazzo sta combinando? Sì, fra, è vero, la GTR sta un sacco a terra. Ma non hai provato questa? Ci puoi aprire un attimo la macchina, per favore. Io mi sa che volevo tornare a Compa, tu che stai in occhietto, dai un'occhiata a questa. E guarda se già sta macchina... Però dentro sono la vicino. GTR. Vicino a GL. G2.
È sempre stesso di loro. Oddio. Rapinatori. Due rapinatori con me. Sì, sì, il legno, la miera. Non legge i messaggi purtroppo, penso. Sai che lavoro fai? Cazzeggiando. Gianni, dove stai? Buono. All'armeria imperiale. Buono. Guarda che ci sta Paolo che ti sta insultando e dice leggi i messaggi. Cazzo vuoi? Beato te. Ci sta Pablo che ti manda messaggi e dice perché non li leggi? Beato te. Mi manda messaggi. Ma che Dov'è il cazzo rimborso ne di so io? 11.000? I 11.000 di rimborso dove sono? Fabio, questa qua penso passi 4,50 se non sbaglio, almeno in autostrada ricordo che faceva questa velocità più o meno. Però deve essere super sistemata perché è un piccolo danno. E va a cagare sta macchina. Oh no, ho sbagliato. Di nuovo. Hai uno con me che viene a fare una rapina? Ma sono pochi che io. Opla. No, no, basta. Leggetta magica. Cazzo, ma sono No, sono 4. 4. No, fra, non l'ho comprata. Cioè, di quel ragazzo là che l'ho chiesto di aprirla ed è intaccata. E ci diventa quasi... tre puzzi. Dammi su un attimo che faccio un test drive e arrivo. Guarda quanto chilometri qua. Oh, fermo. No, dicevo non l'ho cioè non la puoi comprare, è import.
Dove siete? Sto arrivando sull'officina. Infatti vengo, Oddio, che affondato. Arriviamo. Ops. Ops, di nuovo. Tu hai questa? No, non è mia. Test driver. Attenzione, metti la cintura. Ah, ma è quella di Can. Eh sì, sì. Che cazzo va? No, che cazzo va? Vuoi? Che c'è? Che cazzo è sta lava? Come? Chi è sta lava? Non lo so. L'ho trovata qua. Banane, limoni, vere. No, dove non c'è su PS4, mi dispiace. Ah, ve lo stai neanche. Se... Sto volando qua. Allora non volare. E niente, volo. Che vuoi, sa? Quando No, stai... sto imparando. Madonna. Che faccio? Devo prendere la mia col V12? Ok. Aranci, mandarini, banani. Buonasera. Che la fruttivendola? Sì, sì, cosa vuole? Cosa desidera? Allora, vuole pompelmi? Guarda, non è stagione, non è stagione. No, no. Allora, Allora abbiamo banane, che cazzo vabbè, vuoi? Arance. certo. Banana da piccando culo. No, siano mi questi? dissocio, mi dissocio. E niente. No. Bella. Vendete frutta? Bella. Frutta e Sì, sì, verdure. vuoi qualcosa? Questa qua, che cos'è? La M3? E 36. Ma è importata? Sì. Che scarico in giganti già, bella. Oh. Ragazzi, Quello l'ho cambiato. Camus. Sono finito Bisognerebbe su avere il log, però senza log nell'appartamento bruttino. qua, Ci sta anche il logo, vedi? nel condominio. Sì, sì, ma senza log bruttino, però anche se non dovrei avercelo. Sopra. Da quel ho capito. Strano che, cioè, che ci sia. No, in portata No, lo possono mettere il logo. Solo che se Infatti poi l'hanno la tolto, solo macchina... che se modifichi qualcosa. Oh. Cazzo hanno sparato? Qua sopra. Ah, sì, Che cazzo sta? Dove stai? Ci è arrivato con la mia ape. Rispara? Ah, come cazzo hai fatto? Con Cioè, il l'app. colpo è arrivato fino a qua, ma che cazzo? Vabbè, a mali estremi, estremi rimedi. Dicevo, non l'ho comprata, fra La questa qua Madonna. è uno di quei ragazzi là, quello là con il Detto? cappello. Ed è importata. O è di là? No, era sopra. Ed è sopra, importata, sopra, quindi ci spendi 300 Come euro cazzo per arrivo? farla entrare in città. No, come cazzo è? E se Sei arrivato con l'ape? questa quota. Con la- Lo vedo. Hai visto come vola l'app? Ha le ali questa. Ma se lo prendo? Ma No, dove no, sta? no. Lì sopra. Sta Ma proprio cazzo è lassù. arrivato là sopra? Ma infatti. Si è messo le ali. Penso di non aver littato. Però voglio capire, non lo vedo. Ci sei? Ma... Red Bull di O è lassù o è qua su. Secondo me si è buttato ed è morto. No, sto cercando di capire come scendere senza morire. no, No, sì, però non non devi potete avere scendere in non mezzo potete... Se vuoi ti non vengo a potete avere prendere un in cartello del genere elicottero. qua davanti, sì. Ti piace? Interessante. Cos'è questo cartello di smerda? Aspetta, buchiamolo un po'. Mi date un passaggio. Donna matura, Vieni. cerca ragazzo maduro. Vengo a prendere Cazzo è. l'elicottero. La un po'. nostra frutta è già abbastanza matura. Dove ti porto? Garage. Signora, vola. Aia. Grazie mille. Gioco a questo server da fine novembre più o meno. Circa... Sì, fine novembre, più dicembre più o meno.
Vediamo, vediamo. Pa, 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 pa. Dov'è che stai, scusa? Compa? Fra, dove stai? Ah, vabbè. Era tipo là su quel palazzo là qua, sopra, là sopra. Check radio. Cazzo vuoi? Ma dove sta? Vabbè. Sì, sì, ho solo questo PG, fra. Non prendo altri PG, basta uno. Ma non c'è, raga, non c'è. Vuoi provare? Considerando 330 fatto tipo. Ti apro come una cozza. Facendo... Ah, no, cazzo. non ricordo bene. Era il periodo degli sfondi a Natale comunque. Ah, che culo. Basta, mi nascondo nel bagagliaio. Non ci vuoi un cazzo. E niente. A male estremi ruba la macchina e... Bravo! Lasciamo sta, bravo! Addio. E niente. No, la prima panchina che prende vola. È vero, perché quella là salta un sacco. La sua macchina sta qua. Vabbè ragazzi, io vi saluto. Buonanotte. Ciao, ciao tesoro. Chiudo gli occhi. Sì, fra, faccio il meccanico in realtà. Da poco, perché prima lavoravo come di Cosenza. Vendevo pani e guidavo una Bugatti. Invece ora sistemo auto. Non ho un'auto decente. Beh, a parte fare però, devo dire, fa un po' cagare. Aia, aia, aia. Questo mi ha fatto un po' male. Ce l'hai? Wow, bella però macchina ancora è comunque. basso. Di chi è la R35 la R36? La mia. Quanto hai pagato per l'handling? 100. Come 100? Sì. Per l'handling? Ciao ragazzi, buonanotte. Yes. Ciao ciao fra. Dammi un attimo il capro ticket e ammazzo qualcuno. Eh? Ora apro un ticket e ammazzo qualcuno. Ti giuro. Cioè, 100 più il prezzo dell'import, no? Yes. Sì. Ora ammazzo qualcuno per davvero. Aspetta, ma l'hai preso con risconto? La macchina sì. Ok, però l'handling era sempre 100. Ok, adesso ammazzo qualcuno seriamente. E vabbè. Ho Capita. due sole opzioni, o mi ridanno i soldi, l'ammazzo. Non lo faranno mai, 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 mai.
No, sì, capisci che è una scammata assurda che mi fanno pagare 130 P50 per 180 per la troia, poi lei non c'è un cazzo. Beh, immagino. Cioè, ho capito che è un po' fatta col culo qua, porca troia. Almeno i miei 130 fatemeli bene, porca troia puttana. Però va parecchio la macchina. No, andare va. Il fatto è che non c'è niente di handling, se noti. Cioè, Cioè, non come se come fosse una macchina questa, normale, solo però, più veloce. sinceramente. Ma sai cos'è la cosa? È che la tua è una macchina con il logo, capito? No, quel logo non c'è. Cioè, Cioè, se la quel tua logo l'ho c'è il messo io logo. quando l'ho Con il logo modificato. non si può importare, che poi fai le modifiche e ti esce nei paraurti. Sì. Come io ho pure Cioè, la Supra, io che compra il GDM, te la vendono senza logo. Sì. Però se tu fai le modifiche cosmetiche e metti Ti gli altri rimetto il logo. paraurti, c'è il logo e la scritta. È come c'era prima con la Non si Subaru potrebbe fare, se WRX. ti becca qualche angioletto forse te lo fa togliere, però è raro. Guarda. Bello. È raro, sì, perché un botto di angeletti mi vedono con la Subaru WRX e si vedeva pure il logo e non mi dicevano un cazzo. Vedi, sì, perché alla fine non ci interessa. Perché alla fine è un So- piccolo cioè un piccolo. No, più che altro lo fanno tipo per gli streamer. Che si streamano e vedono il logo lì, poi cagano la minchia, server, tipo. Quindi non Oh, potrei vedere cosa sono quell'auto, stream? intendi? Ora? Mm? Intendi che ora non potrei vedere quest'auto con logo? Col logo no. La Ah. macchina puoi averla ma senza logo. Dovresti pagare. Vabbè. Vabbè, dico che è colpa lo roster. No, al massimo di cui non mi sono accorto è buono, sti cazzo. Cioè, Qua in Occhietti mi dicono che cattiva perché- ragazza è a fianco. Occhietti? Sei su Occhietti? Sì, sì, fra. Ah merda, dimmelo prima che stavo per tirare giù un grande dico io. Lo scrive Pablito testa di melanzana, non so, testa di carota. Pablito Escobaro. Il bro. Il bro, grande bro. Il bro che fa la nottata. Ma perché cammini Gianni in continuo? Ma non lo so. Ma Pablito secondo me è qua dentro, per forza. No. Per forza. Esci fuori. Sì, se... Esci dentro. Aspetta, la macchina è aperta, cioè, sta cosa aperta, sì o no? Di chi è questo? È una carota. Boh. 1, 2, 1, 2, 1, Spinga. Mo ci vesto. Voi perché va giù lato sinistra, destra, sinistra? Ma perché esce il fumo dal tre ruote, scusa? Ma perché Perché mai esplodono? Sì, sono esplose le ruote. Ma guarda Niente. Oh, che hai una band per caso? No. Vabbè. Zero. Ce l'ho io. Oh, grazie mille. 2. Grazie. Comunque lo deve vedere a lui. Ah no. Grazie. Prego. Ma dove stanno andando? Grazie. Di solito c'è sempre gente, vediamo dove? Al bar dei brutti. Ah, là sicuramente sarà un casino. È vero, ultimamente Scendiamo? c'è sempre tanta gente. Che cosa no? Scendiamo. Non è abbastanza. Vado a prendere la benzina. Che fai? Andiamo con l'auto? Vabbè, io vengo in elicottero. No, vai con l'auto. Deve Volete andare là? Andiamo in auto. E niente. Cozza vengo con te. Vieni, Cazzo. dove cazzo è il bar dei Bruto? Ci sto mandando. È molto lontano, ma ti metti il Metti il punto. punto. Troppo bello. Messo il punto. Vuoi che ti metti il punto? Messo. Vai, metti il punto. Vai. Ma che è sto bordello? Non lo so. Fai tutta autostrada, va. La mia corre al 90% più lenta. Però proviamo. Fatti andare. Fai tutta autostrada, va, fai dritto ancora. Non girare a questo.
Ezio non ha acquistato, cioè non faccio l'import di altro, non ancora in realtà. Qualcun altro, tipo questo qua è importato. Borghesi sono cinesi. Guarda, se i borghesi sono cinesi tutti ti hanno sono su qualità, figurati. Si stanno messo peggio dei due. Va, sì, stiamo andando a Bardo Brutti. Però non lo so. Ah, fermati qua. Dai, chiudi gli occhi, raga, buonanotte. Va bene, va bene. Poco superato. No, mai quanto. Come Ezio, sempre, sinceramente io mi spiace, dall'usato recuperi il 50%, quindi Poi è sempre pieno. sinceramente non so se ti conviene. Magari se te la tieni, però. Che strada avete fatto? Mi siete schiantati nella zecca. No, niente, tutto a posto. Poi la siete voluto proprio rischiavo. Damn, pazzo schiavato. Buonasera. Ma che cazzo? Sì, a lui. Buongiorno. Ciao ragazzi. Il Oh, Ambella, fratello, non è vedi, no? scritto del bianco, Allora. finanziere, Cazzo di quello nome, Joy? cognome e data di nascita Eh? tua che hai ricevuto la pistola da lui, da quello là. Ok, io chiaramente non so da chi ho ricevuto la pistola, io ho ricevuto questa pistola, era Ok. una situazione complicata, quindi chiaramente non mi sarei voluto trovare in situazioni strane, quindi appunto c'era un finanziere e gliel'ho dato a lui. Sì, Il sì, il tuo. Sì. il mio cognome è Casamonica. Scusi signore, una domanda. Qual è il balletto che ha fatto? Alisa. Faccio un tutto. Sì, come si chiama? E data di Bevuto, nascita? tutto a petto nudo, che cazzo. 14. Raga, mettete a petto nudo a vostro agio, raga, qual è il problema? Oh. Cara, ci spostiamo un Ora po'. si cambia in bar dei nudi, non più bar dei brutti. No, a bar dei brutti. Ma qua c'è bravi, solo dai, gente non so- bella, fratello, non ci sono mai brutti. Ah, sì, ma brutti, amica d'estetica, però. E niente. Ok, Tony grazie. Sì, Montana, o 1986, pizza a me. giusto? Ok, sì. Ok, perfetto. Sono Quanta Allora, roba, fratello. capo, Non mettete avevo capito io fossi tu, sarò fra. Chrome, ci metto 3 anni. Sì, che devo mettere? Qualcosa Sì, ma giovanile, sì. capo. Oh, comunque così mi distrai la clientela, lo sai? Sì. Capo, vedi quanti ne sto tirando. Hai visto, capo? Io come lavoro io, nessuno qua, Mamma mia, Quindi c'è. Boh, senti Ci solo la penso io alla musica. musica, dai, ci penso io. Chi ha bisogno di bere? No, a quanto pare nessuno, Elisa. Nessuno beve? Ah, tutti a guardare le tizie, come sta cosa? Mamma mia. Oh, bigliaccio, dai. Ah, raga, chi è che devo mettere la cappella in gola? La città sono forte. Esco fuori, raga.
Poi Vito, Oh, ma dove stai? a bar dei brutti, Vito. Oh, ci sto io qua pure. Sto proprio a linga fuori sto. Io sto Mo sono qua arrivato. a torso nudo. Che torso nudo stai? Non ti vedo, che sto il telefono in mano. Qua Ah, di sì, fronte. sì, ti vedo. Sì, ti vedo, ti vedo. Puoi Vai, venire un arriva. attimo qua per favore? Sì. Ok, vabbè. Dove? Oh, ma questa qua è tua, vero? No. Ah, ok, perché... Cioè, è come la mia però. Ok. Senti, una domanda, ma tu sai come abbassare la musica per non sentirla? No, io ho messo streamer mod. Come si fa lo Dettagli. streamer mod? / streamer mod. E te la leva però solo per questa sessione, capi? Poi quando ritorni ce l'ha di nuovo. Comodo. Ok, quindi mo se mi avvicino non la sento. No. Ah, buono, per fortuna. No, perché sto in occhietti, fra, non voglio farmi abbattere il video. Sì, sì. Ok, vabbè. Oh, scusa. Sei solo tu, Vito? No, ci sta Camus, ci sta Gianni Spucci, Ah, no. qua dentro. C'è dove dai, la ragazza sto? dell'armeria. Ah. Ma sai che io ti ricordo avevo provato la tua? Sì. Andava di meno. Ma non È lento, Vito, non ci posso fare niente. Mamma mia, fra. Lentissimo. È vero, è lento. Salve. È un po' strano guardare tutti quanti che ballano senza musica. Tony! Vabbè. Vai, buonasera. Oh, e che ci fai? Niente. Mi sembrano tutti quanti Oh, ricordate che open bar? Sì, sta a posto, sta a posto. strani. Come scusami? Come scusami, so io, coglione. Tanveri, Logannas. Cazzo da Rius. È diventato bello, frate. Senti, e open bar, fra, ricordate. E niente. È open bar. Bella Gianni, molto bella. Ogni tanto, frate, vai te vicino e dai qualcosa. Salve, grazie, è gentilissimo. Gentilissimo. Vabbè, niente, a questo punto vado fuori. Strano. Sì, molto strano. Grazie. Intendevo quella di Plebe Carte, però vabbè. Ah, cazzo. Me la dicevi, cazzo, merda. Aspetta che la faccio mettere. C'è. Niente. Fa un giro, Vito. Andiamo, È sì, strano va. comunque con lo streamer mod. È vero. Un po' brutto così, anche. Ma sentivo la musica addirittura, non so da chi teneva, da chi non aveva il push to talk addirittura. Ah, sì, infatti. Ah. Mi chiedeva Pablo per il cancello, tu sai dove, no? Sì. che- Beh, ovviamente io ho aperto perché tenevo il problema col menu, ma me l'hanno risolto. Ah. L'avevo chiesto là dentro, hanno chiuso il ticket perché hanno risolto il problema, però Niente? deve andare a vedere lui se ci hanno dato il permesso. Ah, Che ce l'ho ok. scritti 3 di loro nel ticket.
Sì, sì, sì. Vabbè. È da tantissimo che non ci andavo. Ah, tu ticket, ah. Mm. Ci sta un po' di gente, cazzo. Sì, qui ultimamente c'è sempre tanta gente a Bar di Brutti. Vedo, vedo. Mm. Bello però, ci sta. Stessa cosa capitava quando ho iniziato a stare qua in città, no? Sì. Cioè, quando ci siamo conosciuti. Sì, sì. Ah, finanzieri, fra. Dove? Qua, qua. Saluta a me. Mhm. Che poi negare di chi lette là e dicevi sempre le stesse cose, fai questo, fai quello, Mhm. Buttate il fumo, buttate il fumo, buttate il fumo, ragazzi, buttate il fumo. Sì, sì, io infatti quel coso l'ho buttato, ste merda, sì. fammelo riprendere, Stronzi. Ma raga, io mo t'ho messo un palla, sti cazzi. No, io me la riccendo, sti cazzi. Mettetelo nel carcine il fumo, raga. Sì, sì. Ma chi stava? Stava proprio fazio fame, la città, ma una cosa con la finanza proprio qua vicino, quando è 2 o 3 mesi fa. C'è tutta la finanza, Michael, buttate il fumo, attenzione, attenzione. Niente, niente, però, tranquillo. Però, parcheggiamoli dentro in officina, facciamo, vediamo la differenza. Questa no, la Lamborghini parcheggiata così. Sono ore di fa. Ma senti la musica. Stiamo tornando, dove va? Scusi? Stiamo fermando. Ah, sì. Si avvicina alla vettura, grazie. Non so perché, ma è andata via. Dimostra la patente? No, magari ce l'ha la macchina. Oh, a Firenze, a PS. Non l'ha buttato il fumo, gliel'ho detto io, bello. Non l'ha buttato. Si è acceso, me la accendo di nuovo. In una scuola guida. Mamma mia, tutti con Mostri il documento. Mostri il documento. Posto di blocco qui fuori, oh. Aia, Aia, fanno aia, bene. Basta che fa. Io controllerei anche il locale, streamer sinceramente. Sì, io ma queste macchine sportive, soprattutto quelle rumorose, guarda. Streamer mod. Che non sentirà più la musica. E ha detto che ha fatto la richiesta, ma devi andarci tu, fra, in città a vederlo lì, se ce li hai. Dice che hanno chiuso il ticket. Perché hanno chiuso il ticket? Ah, tanto ti sento. Mi senti? Sì, salve. Ti ricordi? Sì. Gustavo. Ah, mister Gustavo. Cavolo, mi dica. Chi è? No, quello là. Che gestisce l'attività. Sì, quello che mi ha fatto la macchina. Sì, sì. Ah, guarda questo che arriva, guarda. Sì, l'ho visto, a parte che lagga, mettiti più qua, Mamma, si butta tutta. Ah, ok, non l'ha frenato. Scusate, come cavolo risolvo il sistema della musica? E che dici? Di tu, il resto a posto. Sì, sì, in realtà è anche troppo tardi, ora dovrei andare fra pochissimo, fra. Domani vado a Non mi hai lavorare. capito? Di che cosa? Stavo vedendo l'Inter e mi sono addormentato, cazzo. Mi sono svegliato dalla mezza vita. Ah, ok. Tra un mesetto io inizio a lavorare, non nemmeno. Ah, buono, dai. Risolto? Quasi. Allora, alla giornata, alle 7 del mattino, 7 di sera. Beh, oh. Sì. Fa un bel lavoro però, vita. Beh, dai, ci sta. Oh. Sì, bello, guadagniamo assai, guadagno. Ti va a fare il grano. Sì. È normale che questi qua fermano e quello là balla. Sì, sono venuto a disturbare la finanza perché io fuori per venire a disturbare i colleghi. Disturbo della guida pubblica. Magari mo evito di via l'auto io. Scusa, Michele, ci metto un po' di... Ah, sei con quella là rumorosa.
Guarda, lo stavo lavando, fa, guarda. Ho visto, ho visto. Ma fa un sacco di casino con la macchina. Non indicare, Vito. No, no. Scusate, Sì. Prego, prego. ma lei preferisce il digitale o il cartaceo? Che? Puoi ripetere, scusa, non ho capito. Lei preferisce il digitale o il cartaceo? Digitale o cartaceo? No, Digitale io o cartaceo. cartaceo? Cartaceo? Sì, sì. Lei? Il cartaceo. Ah, va bene, grazie mille, era un sondaggio. Va bene, va Ah, bene. niente, si figura. Grazie. Lei invece, posso sapere, sono curioso pure io. No, io preferisco il digitale. Ah, ho capito, ho capito. Vabbè. Davvero, davvero. Capisco. Arrivederci, grazie mille. Niente, si figuri. Senta, come si chiama lei? Io? Sì. Ugo. Ciao Ugo. Piacere, salve. Renatino. Piacere, piacere. Senta una cosa, ma lei quando è uscito da... perché quando è uscito dalle Bibbie non si è cambiato? Come mai? Come mai quando è uscito dalle Bibbie non si è ancora cambiato? No, ma a me mi piace svegliarmi, mi metto un po' quello che c'è, capito? Ma che cella stava lei? Eh? Che cella stava lei? Nella 3-4. Una 3-4. Quella dove c'è sta... il buco? Il buco nero. Il buco, dico, c'è sta il buco là. Il buco nero, sì. Ah. Ma lei preferisce il digitale o il cartaceo? Io preferisco il digitale. Bravo, e la pensa Diciamo come me. diciamo che mi sono adeguato ai tempi, insomma, è un po' che non utilizzo la penna. Bravo, bravo, anche io la preferisco. Davvero. A volte sai che mi capita che quando vado a firmare non mi ricordo più come si scrive. Signor. Anche a me mi capita. Sì? Sì. Ma non ci sta il signor Ketama? Il signor Kitama ci sta nell'officina, sta. Dov'è? Che è successo? sbagliato. Aiuto. Dov'è il signor Ketama? Aiuto. Mi accompagni dal signor Ma con Ketama? queste canzoni si balla Il signor molto. Kitama sta dentro l'officina, nell'altra Guardate come si balla a monte con queste canzoni. qua nell'officina. Sopra, come si toglie la musica? Streamer mod. Pardon. Io so. E andiamo a vedere un po' la musica che fa, eh? Tu che te ne vai, Vito? Sì, diciamo, tanto magari avviso gli altri e poi vado via. Vai, saluta a Camus, va. Va. Deve fare. È proprio lento, mamma mia. Sì, devi correre sempre. Sì. Non la trovo più, che palle. Dai 1400 in poi i balli sono bellissimi. Non so se c'è. E 1500, guarda che c'è qua. Sì, solo che Ah, quello sì. ho una punta Infatti di ne merda cerco. per quello. Signor Quanto Biondo, potrebbe fare una bella modifica alla punto? io vado via. Guarda come balla Gianni. Non vi sento. Oh. Eccellenza. È conmigo, vieni conmigo. Provo. Oh ragazzi, è Grazie. tornato, aiuto. Ero mezzo crashato. Andiamo, vediamo. Trasformare in un mostro, fra. Ma dove vai tu? Che cazzo è Vito? Qua. Passa? Scusi, Tieni passare qui ma non si può passare. Sì, ma senti una cosa, ma chi dovevi dare i ruoli? Del ghetto? Sì, Sì, tanto devo riaprire il ticket perché non so a fazio fame se ce l'hanno dati. Io ce l'ho detto dentro al ticket che c'è il problema con me. Non so se me l'hanno fatto. Io quanto so non gliel'hanno dato. No, ok, perché a me il ticket me l'hanno chiuso ieri sera a luna. Quindi se ce l'hanno dati, ce l'hanno dati ieri sera a luna. Ma comunque domani, vabbè, no, posso aprire pure mo'. Il ticket ci metto pure a te. Tanto lì dice l'ho il tuo. Io non ho controllato se me li hanno dati. Ok, pure ad esempio a Vito ce li ha, però ce li sono giù, mezzo buggato. No. Hai capito? No, riapro il ticket, posso aprire pure mo'. No, poi andiamo a controllare.
Andiamo, non c'è niente da fare. Oh, io Gianni stacco che... vabbè, tranquillo. Avvisa gli altri, Gianni. Che fa? Viene Gianni Spicci? Sì, sta avvisando gli altri. Ah, ok. Mettere il ping, per piacere. Dall'altra parte. Vai dall'altra parte. Dall'altro lato? Sì. Ma quello se non si spia, come si chiama, il tunnel, da qua è la miglior cosa. Ah, vabbè. Questo è il tunnel? Non so se te lo... aspetta. Non ce l'hai? No. Ah, vai al garage. Mamma, che botta. Hai visto pure tu quello che ho visto io? Sì, quello là con T-Max. Ma è esploso? No, non penso. È lì per terra. No. Madonna mia. Sì, è esploso. Vieni capo, vieni capo. Ah. Cazzo, sto bene, caro. Porca puttana, non è che stavo Sì, questa- impennando, dammi un passaggino per favore. Di fare sit garage. vai in sit. Scusami, Faccia. Ho detto, ma l'ho fatto esplodere, non ci credo. Mannaggia. Che poi io Appena modificato. Ma l'hai salvato, sì? Sì. Dove state andando? Al bar dei brutti? No, Ora vai Pina. al garage, vai al garage, vai al garage. Check radio. Lo sai, no? La benzina. Dove siete? Vai qua. Ah, ok, grazie mille. Dove Scusa, siete? caro. Noi alla logistica Sto stiamo andando al ghetto. anche noi. Aspetta che ghetto? prendo io, scusami. Arrivo. Vai. Vai. Un attimo. Ah, lascia qua questa, va. Vai, vieni. Guido, sei tu? Sì, vedi. Vedi che danno file RP se ti vedono che fai sti pezzi, Lo so. Ma lo devo prendere, se no come faccio? Ma mo questo dove atterri, là in mezzo, di tu? Sì. Sì, ma perché Ma c'ha l'unica la telecamera questa? No. Bello però. Sì, vero. È anche più Se veloce di vince a finale. quell'altro. Ah. Ma devo per forza prenderlo da quel garage, non posso prenderlo da nessun'altra parte. Ah, ci credo. Cioè perché... No, ma anche se volessi andare all'eliporto, no? Per prenderlo, per seguire diciamo l'RP, non me lo fa fare, perché non c'è là. Ah, ho capito. Esce solo dai garage delle auto. Ma la casa di Berlusconi, è questa qua? Sì. Sono dei contoni. Ma fa paura, Sì, stiamo arrivando. Veramente grave. Comunque non ho i ruoli, non mi fa fare un cazzo. Sei non stato c'è. dentro tu? No, dentro no. Non ce li hai i ruoli. Siete voi con l'elicottero sopra di me? Qualcuno al ghetto? Sì. Ci sta Gianni e sotto ci sta Camus. Con la macchina, guarda. Berlusconi, cioè, lo conosco per poco, non tantissimo. No, lo conosco abbastanza bene. Però siamo della stessa città e non lo sapevo. E? Sì, lui è di Andrea anche.
Addirittura, proprio da Sì, sì, sì. Chi ci Quello sta? è un chirurgo, lo sai? Sì, me l'hanno detto. Quindi non ho idea di chi sia, però sono pochi quelli che sono, diciamo, Boh, giovani. quello magari è pure di là, però magari lavora da un'altra parte, sai come funziona, no? Può darsi, sì. No. Ma questo qua nessuno ce l'ha il cancello? No, no, non me lo fa ridere. No. Controlla giù perché Vito manco ce l'ha il cancello, c'ha tutto tranne il cancello Vito. Io c'ho solo quello giù del A me non canalone. mi fa aprire neanche le... Tu Vito? Io le porte credo di no. Solo il Solo cancello. Sì, solo il cancello penso. Però non ho comunque provato. mo ce lo cancelletto dico, piccolo. perché Non ho hanno fatto un provato casino, perché prima bastava che lo davo, dicevo dai il rullo del ghetto, capi? Lo mettevo direttamente, era tutto una cosa, il cancello, Giulio, tutto quanto. Poi l'ho detto, mo riapro un'altra volta il ticket, tanto ce l'ho i cosi vostri, i cosi Discord vostri. Vabbè. No, pure più che altro fa giusto attività che tutti quanti mettere uguale. Ok, sì, ci sta. Comunque, raga, mi serve un meccanico per domani sera per la gara. Meccanico? Domani sera c'è la gara clandestina. Ma per non tutta la serve per città. forza un meccanico. Sì. Basta che i kit, Sì. i kit di riparazione chiunque può fare. No. È comodo. Mica tutti i allora, fazzoni hanno un meccanico. Pablo ha parlato con Bob. Deve essere uno della stessa fazione e che fa il meccanico. Addirittura. A me Matteo Berlusconi mi aveva detto tutt'altro. Deve essere pure di un'altra fazione, non per forza deve essere meccanico. Mentre Lorenzo ha parlato con Bob e gli ha detto che deve essere meccanico e deve far parte della stessa fazione. Ma è anche giusto perché se sono gare legali la fazione c'entra. Il meccanico è così. Tu Comunque, vedi, mi serve io un non ci sono meccanico. Ma io non penso di esserci. Che ora è? A che ora è? 9 e mezza. È scomodissimo, raga. La porta di uno dei nostri e basta, con i kit di riparazione. Magari lo fai provare qualche Non lo volta. posso fare da solo. Ma tutti possono scommettere o solo chi partecipa? No, tutti che possono scommettere, tutti che Ma se- vanno là alla gara fare scommesse. Oddio, L'ultima fame se mi fa l'ultima un piacere a volta- me. Cioè, solo le fazioni possono partecipare. Sì, sono le fazioni. Io non potrò mai partecipare. Ma tu, scusa, ma tu lo sai alla fine del coso, visto che entri più spesso, vedi, tu quella volta hai fatto una cazzata un po' troppo frettolosa. Bravo, Prima sì. ci dovevamo informare. Il fatto del Capito? boss è suo Certo. vabbè. A me posso, serviva più quello di cosa, perché quello là si può dare invece boss. Il boss boss si deve no. comprare, ma lui ce l'ha detto dopo che ti ha abbandonato, capito che Lo fa? so, sì. Ma comunque tu essendo che l'hai pagato penso che te lo potrai ritornare se vuoi. Non penso. Come no, fra? Dici tu. Beh, gli puoi dire in quel periodo credevo di smettere perché per cose fuori città e invece sono qua. Vabbè, ma lui mi ha detto che... Vabbè, Mo sì. vediamo. Vedi un attimo. Ci sta, Comunque, venite alla gara, scommettete, vi faccio vincere soldi. Quanto si vince? Mezzo milione su Devi scommettere quanto cazzo vuoi. Sì. L'ultima volta a Pablo ho fatto vincere 100k perché ha scommesso 50. Gli avevo detto di scommettere di più, non l'ha fatto, no, e ha vinto. Mezzo milione E stavolta perdi, ci che fa? Eh? E se perdi? Perdi i soldi. Ma sporche si possono mettere? No. Cazzo, questi soldi sporchi non si può fare niente, raga. Oh, Ma andate serio? tutti nel suggerimento e mettete la spunta, tutte e due. Gliel'ha rifiutato, vedi. Di già? Perché? Gliel'ha rifiutato, cioè, ho controllato il suggerimento che pare rifiutato. Ma che Wow. palle. Ho visto perché. Possibilità di acquistare le armi al mercato nero con i soldi sporchi, rifiutato. Aumentare a 20 milioni accettato. Accettato. Morio. Mamma mia.
Ho rifiutato come accettato. Wow, 20 milioni. Sì, ma uno dei due, noi, cioè io ho avuto la stessa idea con Big. Mentre che eravamo nella chat, no? E io ci ho scritto, ora faccio un suggerimento di mettere 20 milioni a settimana oppure di acquistare le armi al mercato nero. Perché basta che puoi fare una delle due, già sei a posto. Ah, Cioè, 20 milioni perché... sono un sacco. Ah? 20 milioni, cioè, è molto meglio. Raga, ma noi a casa abbiamo 30 milioni sporchi. Mamma E non sappiamo, dobbiamo aspettare il lunedì per pulirli. E poi che fai? Scambi 10 milioni, te ne danno 7, 3 li metti a pulire per i ragazzi e devi comprare 50 pistole. 50 pistole ti costano altri 3 milioni. Sì. I colpi ti costano 750.000. Dimmi cosa ti rimane. Sì. Cazzo. Capito? Sì. E ora perché ci sono ragazzi che fanno tante rapine. Quanto costano 50.000? 30, quanto hai detto? 50 pistole 3 milioni. 50 pistole in 5 cambi li perdi. Ma vero. 5, 6, poi dipende quando è che siete sempre full, no? Però Non ci sto full. i colpi. Perciò già che accettano il fatto di vendere milioni e scambi vendi, Ah, è un'altra cosa. è già un'altra cosa. Ma adesso che ci sono i ragazzi che fanno le rapine, ci sono stati periodi che neanche i 10 a settimana arrivavamo a pulire. Dipende periodi. Vabbè, dipende dalla gente che ci sta, certo. Sì. Hai visto che hanno bannato amici? Sì. Sì, 15 giorni. Mamma. Ha combinato l'opera. Ma che è successo? Visto che la sanzione l'ha avuta da Bog. Niente, tossicità. Tossicità. Vabbè. E lui e Ando mi pare che sono saltati e vogliono ritornare qua da noi. Io ho detto se il regolamento ve lo permette sì, ma cosa contro il regolamento non ne faccio. Ma perché non può andare uno dal cartello via? Sì, può andare via, certo, però vedi, sul regolamento c'è una regola che il boss può fare il perma per inadeguatezza e basta, diretto, senza dare motivazioni, senza certo, fare sì. scena perma, ok? Sì. Però La regola dice. la causa, cioè, la conseguenza di questa regola è che a chi è che fa il perma in questo modo, utilizzando questa regola, non può più rientrare nella tua stessa fazione. Ah, ok. Anche in un'altra vita. No, deve fare forza tipo l'FDO deve fare. No, non può rientrare nella tua stessa fazione neanche se fai l'FDO, tipo neanche nelle prossime vite, capito? Serio? No, sì, vedi se che non ti sbaglio, sbagli, guarda, no. aspetta Ma non che ce l'ho penso. qua. No, Guarda, Camus, andammo pure in caffè a chiedere, a prescindere, fa quello che vuoi tu. Però Però se ti perma, capito? guarda, solo il i boss, la numero 10, solo i boss mafiosi hanno l'autorità di richiedere il permadet per inadeguatezza nei confronti di un membro appartenente al grado 3 o 4, sarebbe a dire nel nostro caso scagnozzo siciliano, escludendo vice boss e altri gradi superiori, cioè boss. Senza dover presentare il consueto ticket per le 5 motivazioni, il boss dovrà aprire un ticket esclusivamente per comunicare il tag del giocatore per il quale si richiede permadet e lo staff procederà con l'esecuzione della richiesta. Come stabilito dal regolamento, il giocatore che subisce permadet dovrà cambiare vita e non potrà mai più essere reintegrato nella mafia che ha richiesto il suo permadet. Hai visto? Capito? Grande. Non potrà mai essere più Non reintegrato. potrà mai più essere reintegrato nella mafia che ha chiesto il suo permadet. Per tutti gli altri permadet vige la regola numero 3, che sarebbe per effettuare il permadet bisogna aprire un ticket, i 5 motivi. Sì. Se non sbaglio C'è capito? l'hanno cambiata Però dopo lo... quella. No, ma questa qua loro però no, a loro non gliel'ha fatta Big, capito? Se non sbaglio. L'hanno fatta, l'hanno richiesto loro. Quindi in teoria possono ritornare. In teoria possono ritornare. Hanno fatto loro il guai. O può ritornare, non l'ho capito se uno o due. Boh.
No, Daddy, non cambio server, mi dispiace. Io lo dico, onesto, vabbè, lo gli conosco un po' di tempo fa, pure Mano che sta. Cosa? Se andavo nel cartello, onesto proprio. Me lo chiesero, poi sai qual è bello? Ok, me lo chiesero proprio appena usciti dai Borghesi, qualche giorno dopo. E dissi no, io sono uscito non per niente, perché ne tengo tosto tempo. Se non me ne restavo dove stavo. Ma poi, cioè, noi una settimana ci siamo stati con loro, non lo so se tu lo sai. Sì, Perché Gianni aveva vinto, quando Gianni ha vinto la prima gara, no? mi ricordo. Non è che fanno tutto sto granché. Fanno un cazzo, io so. Però niente proprio. Lo so. È solo RP e basta. Cioè, che poi Ma in il RP è realtà- solo quando vai a consegnare droghe e poi quando l'incontro e basta. Basta, poi finisce là. Poi perché i ragazzi hanno voluto fare qualche rapina, qualcosa per i cazzi loro. Ah, ok. Cioè, come cosa bella, è solo che... Ma non sono obbligati a fare niente, non fanno cambi, vanno a controllare i cambi e basta. E poi nei locali fare un po' destra e sinistra. Per chi piace ci sta. Sì. Per me è troppo monotono, no? Sì. Cioè, se nel cartello farei... Ma dillo a quello là che sta parlando nelle tue cuffie là, di non dire puttanate, che ci siamo stati e non fanno un cazzo. Anche da anche magari dice a dire. Che viene a farsi fame nella cuffia. Sì. Fazio, sei imbandito. Infame, infame. Infame. Sai che fa la sera? Ricillo, Pablo. Se no le PRP si pigliano a pugna. Sì. Però sono cose alle 2, ci sta un po' di gente in giro. Tutti allavi. Com'è? Devi ammazzare sti cessi in merda di dischi. Ieri sì. So merda. Ma mo stavo comunque sull'autostrada in contromano, stava un T-Max che stava impennando, non l'ho visto proprio, calmo, si ci ho Mamma, fatti esplodere. è esploso il T-Max, fra. Non so come lui non sia... Camus, che da fare? Rimani senza benzina in mezzo all'autostrada. Oh, sai, ma io ho chiamato Nicola. Giocavo palloni. Come? Detto così che devo fare, devo rimanere senza A benzina me sull'autostrada. dissi E7. Cazzo te ne fotte, l'hai ucciso? No, non c'è uno messaggio. Oh, ma a me non sto Rust, gioca a Rust, come funziona sto Rust? È complicato, cioè no complicato, non è che ci giochi e basta, capito? È tipo un survival. Sì. E ci sono gli altri che ti attaccano? No, ma collegato, ma tu non c'eri, ero impegnato. Ma vedi che come da già dici, storico, Rust, è stata da serie. Sì, sì, lo so, io mi guardavo tante live e me la godo, non lo so se le conosco. No. Ah, grande me la godo. Ieri sera crollai. Corso degli anni è una giornata che fa paura, ma è proprio bello, competitivo. Il trimone è Devi bello. costruire a casa, tanta roba, Camus. Siete andati? Avete tipo una famiglia? No, vabbè, noi stiamo giocando Ci Cocco, ci potrà. Ma che cazzo fate tutte e due? No, poi stiamo giocando pure con certa gente, un nostro amico russo sta. Ragazzuoli, Vladimir vi voglio Putin. bene. Ci Bene, becchiamo... Buonanotte. Buonanotte, ci becchiamo domani se volete. Ciao, io domani. Ciao, Ciao, Vito. ciao, pizza e merda. Ciao. Oh. Tramor.
Cazzo ti spari, oh pizza e merda. Salve a tutti raga.